Un tema importante qui a Montebelluna, la famiglia, educare i figli al futuro. Ma noi questo futuro l'abbiamo portato via ai nostri ragazzi? No, il futuro va sempre inventato, per cui è difficile rubarlo. Credo che dobbiamo sapere che cosa vogliamo da questo nostro mondo da qua ai prossimi anni. Se vogliamo distruggere questo pianeta, se lo dobbiamo difendere, se vogliamo integrazione, se vogliamo disgregazione, sono visioni molto diverse. A volte mi pare che prevalga egoismo, altre volte mi pare che vi sia, soprattutto tra i giovani, anche della speranza. In una società invece dove dobbiamo vincere sempre e quindi i ragazzi hanno questo modello qui, come possiamo educarli anche alle sconfitte e alle delusioni? Ma guardi, proprio stamattina un suo collega mi ha intervistato per un fatto di cronaca cosiddetto minore, che però non è così tanto un dettaglio, che è il caso di un ragazzino delle scuole medie che, essendo stato bocciato, è stato reintegrato dal tribunale perché secondo il tribunale la scuola non aveva fatto abbastanza per aiutarlo. La qualcosa potrebbe essere anche vera, però mi pare molto singolare, molto strano che la prima vera azione che noi facciamo nei confronti di persone che probabilmente non si sono così impegnate, perché se uno è stato bocciato alle medie evidentemente qualcosa c'è, sia quella di aiutarlo, tutelarlo, di dargli le pacche sulle spalle e non di metterlo di fronte alle sue responsabilità. L'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato che quanto più c'è ingerenza delle famiglie nel lavoro della scuola, peggio è. Quindi io credo che la famiglia debba fare il suo lavoro, ma lasciare che la scuola faccia il proprio mestiere. Il mestiere è quello di valutare i ragazzi, promuoverli, dargli ottimi voti quando se lo meritano e il contrario quando non se lo meritano. Quindi io credo che sia una cosa molto banale alla fine, cioè ognuno deve fare il suo mestiere. Quando i mestieri si mischiano, si sovrappongono, addirittura un genitore può arrivare a giudicare il lavoro di un insegnante, questo è un punto secondo me così, di discesa anche dal punto di vista proprio di aiuto dei ragazzi che perdono la fiducia negli insegnanti, pensano che siano persone che non sanno fare niente. Siamo in compagnia del sindaco di Montebelluna, Marzio Favero. Oggi abbiamo una sala qui all'Einaudi Scarpa di Montebelluna piena di persone ad ascoltare Paolo Crepè che parla di famiglia per questi venerdì in famiglia. Quanto la sua amministrazione crede in queste iniziative? Visto che l'abbiamo promossa direi che ci crediamo moltissimo, ma si tratta di un'iniziativa che in realtà corrisponde ai bisogni reali del nostro corpo sociale. Siamo di fronte a trasformazioni epocali nei costumi dei nostri abitanti e la famiglia stessa come istituzione oggi è oggetto di 1000 tensioni, di 1000 riflessioni. Noi vogliamo cogliere l'opportunità dataci dalla disponibilità di alcuni intellettuali a mettersi in gioco su questi temi per riflettere con i nostri concittadini su che cosa significhi essere genitori oggi in un mondo che si sta trasformando, che non segue più le logiche della società tradizionale di appena 30 o 40 anni fa. È un mondo dove i valori che sembravano dati per consolidati si stanno liquefando, come diceva il sociologo Zygmunt Bauman, e qui si tratta di capire come conservare la relazione educativa fra padri, madri e figli. La sfida non è semplice, visto che ci sono altri competitor, come quell'agenzia educativa che spesso in realtà non lo è affatto, che è la televisione, piuttosto che il mondo dei social che espone i più giovani a una serie di stimoli non sempre giusti o adeguati per la loro età.